In arrivo dal governo è intervenuto anche il ministro dell'Ambiente Gianluca Galletti, che ieri è stato a Roncade nel Trevigiano per la firma di un accordo a tutela dei corsi d'acqua, un'iniziativa per far fronte all'emergenza siccità. Curzio Pettenò. Visto che abbiamo constatato che gli eventi estremi nel nostro Paese si ripetono a causa probabilmente proprio dei cambiamenti climatici, l'azione del governo è diretta fortemente ad aumentare l'impegno anche economico per la lotta al dissesto idrogeologico. Il convegno a Roncade nel Trevigiano, dove è intervenuto Gianluca Galletti, ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio, riguardava le risorse idriche con la presentazione di un protocollo d'intesa, un contratto per i fiumi della zona, Meolo, Vaglio, Musestre. Ma si è parlato anche della necessità di interventi contro il dissesto idrogeologico. Il ministro ha annunciato degli accordi di programma con tutte le regioni italiane, Veneto compreso, stanziati 1 miliardo e 200 milioni, 600 già disponibili. Noi daremo i soldi prioritariamente alle zone più a rischio, ma anche a quelle regioni più virtuose, cioè che hanno già della progettazione in stato avanzato, perché per troppo tempo noi abbiamo avuto finanziamenti che rimanevano inutilizzati. I 600 milioni che noi destiniamo al dissesto idrogeologico ci sono già, quindi sono spendibili. I presidenti di regione sono commissari straordinari, hanno poteri straordinari, io credo e spero che li debbano spendere in tempi molto brevi. Dal Ministro dell'Ambiente assicurazione sugli interventi a sostegno dell'area della Riviera del Brenta colpita dal tornado l'8 luglio scorso. Lo stato di emergenza è già stato dichiarato, l'ordinanza del capo della protezione civile è già partita e il Presidente Zaia l'ha già ricevuta. So che si vedranno la prossima settimana con i sindaci per iniziare la ricognizione dei danni.